Avete presente Antonio Canova, il massimo esponente del neoclassicismo, chiamato per questo il nuovo Fidia, il pittore più famoso vissuto tra il Settecento e l'Ottocento? Beh, per la liquidazione di Veneto Banca era più o meno uno scalpellino. In Veneto si dice un baticiodi, insomma, una cosa così. Ecco, eccolo qua, guardate. Vedete questa opera qui? Quest'opera qui, che si chiama Amore e Psiche, io cito i fatti, è stata valutata dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca la cifra spaventosa di 69.000 euro, praticamente niente, ok? Per poi essere battuta all'asta, ripeto, questi sono i fatti, e venduta alla cifra di 1.200.000 euro. Perché noi ci occupiamo di questo, Mario? Vieni qua. Perché noi ci stiamo occupando di questo? Perché noi siamo risparmiatori Banche Venete, questa è la nostra associazione. Noi all'interno delle due LCA, liquidazione di coatta amministrativa delle due banche venete, stiamo mettendo il naso, soprattutto su quella di Veneto Banca, perché lì abbiamo trovato qualcosa che secondo noi non è completamente, è appieno trasparente. Questo di quest'opera è un esempio eclatante, e per fortuna c'è stata un'asta, e per fortuna ci sono stati degli esperti dentro quell'asta, e per fortuna c'è stata gente di gusto e di senso che ha detto no, questa non è un'opera da 69.000 euro, ma è un'opera da oltre 1 milione, perché quei soldi vanno alla liquidazione e poi potrebbero andare, qualora coprissero tutti i debiti della ex banca, potrebbero andare distribuite fra i soci, ricordiamo, oltre 100.000 famiglie. Questo è proprio il motivo per cui noi con la nostra associazione ci stiamo occupando della liquidazione. Questo è un fatto clamoroso, un batticciodi e Canova, come dice il buon Mario. Ma ci sono altre cose molto curiose dentro la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca. Proprio per questo noi abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Treviso degli esposti a mia firma, sotto mia responsabilità, per fare delle verifiche all'interno di quello che sta succedendo, perché secondo noi va messo il naso. E se vi interessa questo argomento, se vi interessa dove stanno finendo i soldi delle due banche venete, i capitali che c'erano all'interno, perché queste sono opere e come vi abbiamo detto, per fortuna qualche esperto è andato a prenderle, qualcuno se le ha comprate, ma ci sono delle partecipazioni, quote azionarie di società all'interno della liquidazione e non hanno ricevuto lo stesso trattamento, vero Mario? E poi Banca d'Italia ci scrive grazie per gli esposti, ma questo ve lo spieghiamo alla prossima puntata. Seguiteci perché è interessante E condividete. grazie mille perché siete la nostra forza.